Buonasera, eccoci qua, io sto già parlando con il nostro ospite che ha tantissime cose da raccontarci. Continuiamo questa puntata che è dedicata all'economia, quindi adesso guarderemo a tutto quello che possiamo permetterci e tutto quello che ancora di più che sembra non possiamo più permetterci. Con il nostro ospite questa sera vedremo una nuova modalità, un qualche cosa che sembra ridarci la possibilità di rifare acquisti e addirittura probabilmente di trovare l'occasione. Parliamo di aste giudiziarie ma in una nuovissima veste. Ne parliamo insieme a Paolo Ferraiolo. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Eccoci qua. Allora, già durante la pubblicità stavamo raccontando di questa nuova veste, vuol dire che le aste arrivano in televisione, un po' questo, no? Sì. Allora, noi lo racconteremo tra un attimo, però attraverso i passi di una vita molto particolare, molto interessante che è la sua. Allora, come si arriva da autore TV, da un uomo che è nella televisione, al desiderio di stare nell'immobiliare o nell'affare con le aste? Non lo so, diciamo che la televisione ha anche lei il suo bel periodo di crisi, innanzitutto, quindi diciamo che uno fa di necessità virtù e inventa altre cose. Ho cominciato a pensare a che cosa c'era in forte crescita in questo momento e purtroppo mi sono venuti in mente i fallimenti. Fallimenti ce ne sono tanti e c'è un grosso problema da parte dei vari tribunali nel riuscire a piazzare tutto ciò che hanno sequestrato nei fallimenti e a rivenderlo. Come il mercato immobiliare è in crisi, così è un po' in crisi anche quello delle aste. La differenza probabilmente sta nel fatto che non tutti sono utenti delle aste, che le aste hanno degli utenti che sono utenti professionali, mentre invece il nostro tentativo è quello di allargare il mercato delle aste ad un'area più vasta, Certo. cioè a chiunque ha bisogno di una casa, Certo, per ecco, esempio. perché le aste, tutti sanno dell'esistenza delle aste, ma poi di fatto pochissimi cittadini riescono a trovare, si dice proprio che siano veramente per pochi, per gli addetti ai lavori, per chi sa, Sì. e soprattutto si dice che chi non è in quell'ambiente magari possa correre dei rischi. Allora cerchiamo proprio di sfatare questo mito portandole in televisione, portandole al grande pubblico. Sì, questa è un po' una leggenda, nel senso che si dice se non conosci nessuno è difficile che riesci a comprare qualcosa all'asta, però effettivamente non è vero, Certo. nel senso che le aste sono ovviamente pubbliche. Per il momento la loro pubblicazione è solo sui siti specializzati e in qualche trafiletto sui maggiori quotidiani italiani. Però il fatto è che chiunque può partecipare ad un'asta e ovviamente se la aggiudica chi offre il prezzo più alto. Certo, assolutamente sì. L'importante in questa storia è anche non farsi prendere troppo dal gioco, perché alle volte rilancio su rilancio si può arrivare ad offrire una cifra che non si aveva intenzione di Esatto, e spendere. non essere più lì a trovare l'occasione che ho citato Esatto. prima, ma anzi. Quindi da occasione diventa forse un po' troppo dispendioso. Assolutamente sì, ecco, allora però vediamo bene, cerchiamo di inquadrare le aste, vedere quali sono i meriti, ma anche i rischi. Uno l'abbiamo appena citato, ecco, di meriti poi ce ne sono tanti, però fa tanta paura quello che lei ha detto all'inizio, ha parlato di fallimenti, che sono invece il primo input per poter mettere una casa, una macchina o qualsiasi cosa all'asta. Ecco, allora c'è qualcosa prima a cui fare attenzione per essere certi che l'oggetto o l'immobile che si vede all'asta sia sicuro, e poi andiamo invece nei passaggi solo in positivo. Certo. Vabbè, innanzitutto il fallimento di per sé potrebbe essere una cosa brutta, una cosa triste, e in effetti per molti lo è. Il problema è che quando una società fallisce bisogna cercare di salvaguardare ciò che è possibile ancora salvaguardare, cioè tutti i creditori che ci sono dietro il fallimento, che rischiano di fallire anche loro. Quindi una vendita veloce dei beni del fallimento riesce a tutelare poi altre società, altre ditte. Molto spesso non si tratta di grosse banche, ma si tratta di piccole imprese che anche loro stanno soffrendo. Benissimo. Quindi una volta che si è capito questo meccanismo, più velocemente si riesce a vendere i beni del fallimento, prima
si riesce a risarcire i creditori. Meglio è sbloccare subito appunto questa situazione. Ma allora abbiamo parlato di siti specializzati, di piccoli trafiletti sui giornali, ma perché le aste però, se hanno tutti questi pro, perché possono veramente smuovere anche delle situazioni, non sono mai approdate al grande pubblico con la televisione in modo facile, semplice, arrivabile subito, come quello che poi ha pensato lei? Sì. Beh, innanzitutto bisogna pensare che si ha a che fare con un ente, che è il Tribunale, che è molto istituzionale, quindi se deve pensare a qualcosa probabilmente pensa al Sole 24 Ore, al Corriere della Sera e via dicendo, quindi anche qui pubblicità molto istituzionale. Però qualcosa si sta muovendo anche all'interno del Ministero della Giustizia, dei tribunali, di tutte queste organizzazioni, e si muovono nel senso di cercare di arrivare anche loro a più gente possibile. Benissimo, ecco, la modalità di comunicarsi da ente asta è diversa in televisione, cioè cosa cambia, cosa succede, come soprattutto ce la si aggiudica un'asta dalla televisione? Beh, innanzitutto non possiamo fare la stessa comunicazione che fa il baffo, per dire una cosa famosa, cioè non può essere urlata. Certo. E poi è una comunicazione istituzionale, però anche istituzionalmente onesta, nel senso che lei diceva prima possiamo essere sicuri di quello che andiamo a comprare. Beh, il modo più sicuro di comprare è di comprare dal Tribunale. Vabbè, questo sì, in effetti. Che dà la certezza della provenienza del bene e quindi una volta che l'hai comprato è tuo. Ecco, questa è la certezza che vogliamo dare, non è che se è coinvolto un fallimento che poi porta ad altre problematiche, se ci siamo aggiudicati un bene potrà essere sottratto anche noi. Ma no? non solo, no, questo non accadrà, ma non solo, il Tribunale fa anche delle perizie molto approfondite, sia per i fallimenti che per le esecuzioni, che sono un altro tipo di procedura giudiziaria. Per cui non solo il valore è quello, ma va a vedere anche se ci sono abusi edilizi da sanare, va a vedere anche se questa proprietà ha dei debiti col condominio, per esempio. Quindi nel dettaglio si saprà esattamente quello che si andrà a spendere una volta acquistata la proprietà. Ecco, per fortuna questo invece è qualcosa che è opposto a quello che si crede, anzi dà certificazizioni e sicurezze in più. Invece che momenti di molte incertezza. Volte comprando da un'agenzia immobiliare, se uno non sta più che attento, può anche avere delle brutte sorprese. Poi è un po' difficile, bisogna stare molto attenti. Allora, visto che abbiamo ancora un minutino e sulle aste c'è tantissimo da raccontare, c'è anche una parte divertente e curiosa. Vediamo un po', ci sono aste VIP su più fronti, nel senso che ci sono oggetti che mai sarebbero avvicinabili, perché sono oggetti storici avuti da chissà quali personaggi, magari della televisione, della dolce vita, che poi invece possono arrivare nelle nostre case, e invece ci sono VIP che si fanno proprio notare per degli acquisti pazzeschi proprio fatti alle aste. Allora, qualche curiosità in 30 secondi, per favore. In 30 secondi, vediamo un po', tra poco sta per andare all'asta l'automobile di Lele Mora, che ha una Mercedes con una tappezzeria all'interno bianca candida e il monogramma LM sulle poltrone. Oppure qualche tempo fa è andata all'asta una Aston Martin DB5, che era quella identica a quella che utilizzava 007, di quell'epoca lì, e che è stata venduta intorno ai 120.000 euro. Quella occasione assolutamente unica, irripetibile, insomma neanche potremmo immaginarci di arrivare a quello. Per quello che riguarda noi nel piccolo, Sold Out, la nostra società, ha messo in pubblicità sulla vostra rete una casa che è stata proposta a Balotelli e che sta decidendo se comprarla o no. Vediamo un po', se no possiamo fare una gara noi con Balotelli, si può. Sono 500 metri quadri in piazza San Babile. Ecco. In questo momento diciamo che per Balotelli potrebbe essere più facile che per noi, però non si sa mai. Allora, grazie infinite a Paolo Ferraiolo per averci fatto scoprire questo mondo di aste tutte in televisione. Alla prossima, perché io quando ci sono altre chicche la riaspetto, mi raccomando. Grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento di oggi finisce qui. Domani tutti gli appuntamenti speciali del venerdì, noi ci rivediamo lunedì, per cui io vi auguro buon fine settimana. Ciao a tutti.